Prevenire le pollinosi primaverili è un progetto ambizioso. Senz'altro ci sono alcuni fattori che noi dobbiamo considerare. Prima di tutto, per capire il motivo perché vengono queste pollinosi respiratorie e capire un attimo la conformazione del polline. I pollini si dividono in due tipi, i cosiddetti pollini anemofili e i cosiddetti pollini entomofili. I primi, gli anemofili, sono quelli trasportati dal vento, hanno un piccolo peso molecolare e sono quelli effettivamente responsabili delle reazioni allergiche. I pollini invece entomofili, ovvero sia quelli trasportati dagli insetti, non hanno una grande valenza allergologica, sono pollini di grosso peso molecolare, tutt'al più possono dare dei problemi se il naso del malcapitato, sensibilizzato chiaramente nei confronti di quel polline, va a respirare direttamente il fiore che ha questo tipo di caratteristiche. Ecco perché alla fine diciamo che l'ampio raggio di pollini a nostra disposizione alla fine si riduce, proprio perché i pollini che sono responsabili delle allergopatie respiratorie sono soltanto e soprattutto quelli i pollini anemofili. Andiamo ora al dunque. Cosa fare per limitare l'insorgenza di sintomi? Qualche cosa si può fare, non molto perché questi pollini sono assolutamente presenti, però qualcosa si può fare. Intanto, per prima cosa, evitare nelle giornate di vento di tenere le finestre aperte. È chiaro che è intuitivo, con le finestre aperte i pollini avrebbero maggiore probabilità di entrare nelle case e quindi di creare i presupposti per avere problematiche respiratorie. Un'altra cosa da fare è, per esempio, togliersi i vestiti in una stanza che non sia quella dove si dorme la notte, proprio perché siccome i pollini rimangono attaccati ai tessuti, i tessuti stessi possono diffondere i pollini nell'aria e quindi poi essi stessi possono essere appunto responsabili delle problematiche respiratorie notturne. Problematiche respiratorie notturne che in genere sono appunto maggiormente presenti proprio perché un ormone che noi abbiamo naturalmente, il cosiddetto cortisolo ematico, e il cosiddetto ormone dello stress, si abbassa giusto nelle ore notturne. Noi sappiamo che il cortisolo ematico ha anche un'azione antinfiammatoria. Questa blanda azione antinfiammatoria, venendo meno, rende l'organismo più suscettibile di reazioni allergiche. Un'altra cosa da fare, che potrebbe essere molto utile, è quello di sciacquarsi i capelli la sera prima di andare a letto. Questo lo dico di più alle signore con una forte chioma fluente, proprio perché i pollini rimangono intrisi tra i capelli e quindi durante la notte sarebbero più fruibili dalle loro gentili narici e di conseguenza potrebbero generare maggiormente una crisi respiratoria. Diciamo che sono piccoli accorgimenti che certamente non fanno risolvere il problema, ma certamente possono attenuare la sintomatologia respiratoria responsabile delle pollinosi primaverili.